I cambiamenti dell'entroterra, il nostro reportage inizia da Gattorna, polo commerciale della Fontana Buona non immune alla crisi. Qualche segnale di speranza col ritorno di giovani. Gave un po' de fantasia, la commedia in dialetto genovese che i Senza Pretese porteranno in scena nel fine settimana, sabato al Teatro Caritas a Chiavari, spettacolo a sostegno di Telepace. Archiviata con successo l'edizione 27 della Caponata a Chiavari, nella serata conclusiva presentate tutte le novità calcistiche del Rupinaro Sport, dall'allenatore ai nuovi acquisti. Pallanuoto femminile, da domani a domenica a Rapallo le Final 8 per assegnare lo scudetto Under 19. Per le padrone di casa un banco di prova importante e l'attesa di salire sul podio. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Abbiamo con oggi un piccolo reportage nel nostro entroterra per testimoniare i cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni. Siamo andati in Fontana Buona a Gattorna, un centro commerciale non immune alla crisi, dove però ci sono anche dei piccoli segnali di speranza. Sentiamo. L'entroterra non è immune dai grandi cambiamenti della società contemporanea. Una vallata come la Fontana Buona ha risentito negli anni sia dell'onda lunga della crisi internazionale, sia di un progressivo spopolamento, solo in parte integrato dalle presenze di stranieri. La nostra indagine parte da Gattorna, uno dei poli economici dell'Alta Valle, in comune di Moconesi. Sul fronte del commercio, le attività che reggono meglio sono quelle insediate da più tempo. Sono rimaste in piedi le attività che sono di proprietà, rimangono in piedi quelle attività che hanno un minimo di professionalità, che hanno uno zoccolo duro di clientela, che negli anni hanno cercato di affiliare con sempre più capacità imprenditoriale, e quindi questo è quello che rimane oggi. Per gli ultiminati le situazioni sono decisamente complicate. Per i negozianti al dettaglio un punto cruciale è rappresentato dalla concorrenza dei grandi centri commerciali. Per quanto uno voglia e cerchi di modernizzarsi, la piccola impresa commerciale non potrà mai adeguarsi a quelli che sono i ritmi di un grande centro commerciale che è aperto 7 giorni su 7, ormai quasi 24 ore su 24. Ma anche il nodo viabilità con il conseguente minor flusso veicolare da e per Genova rappresenta un ostacolo. La questione della logistica però è fondamentale. Un collegamento molto più veloce con la costa potrebbe aprire senza dubbio spunti turistici importanti per chi frequenta la costa e non conosce adeguatamente l'entroterra. La tendenza dei giovani è a stabilirsi nelle grandi città lasciando le campagne, tuttavia negli ultimi anni si è assistito anche ad un ritorno alle proprie origini. Il segreto è capire cosa serve alla gente, capire un po' la mentalità della Fontana Buona, perché è un po' particolare. Io vedo anche quando parliamo con i rappresentanti abbiamo una mentalità un po' diversa, però una volta che riesci a inserirti, secondo me, poi riesci a sopravvivere. Sì, Gattorna è un continuo cambiamento, negozi che aprono, che chiudono, però ci proviamo, quelli che ci siamo, ci crediamo e almeno io sono positiva. Una comunità dell'entroterra di Rapallo che negli anni ha cambiato la sua connotazione anche economica e lavorativa è quella di San Quirico di Assereto, che proprio nell'ultima domenica del mese di luglio festeggia i santi titolari della chiesa, i santi Quirico e Giulitta, benché la memoria liturgica dei santi sia qualche settimana prima. Sentiamo i motivi. La comunità di San Quirico di Assereto si appresta a celebrare la festa dei santi Quirico e Giulitta. Perché in questa data? Certamente l'abbiamo già festeggiata liturgicamente, il 16 di giugno è la sua festa, però già da tanto tempo, almeno dalle memorie della parrocchia, avendo così letto qualcosa, si fa l'ultima domenica di luglio. Per questo motivo, perché come l'ultima domenica di gennaio si faceva Sant'Agnese con una grande festa, confessori da Montallegro, come dice, dai vicini, parrocchie vicine, eccetera. Gli uomini partivano per la Francia per la pesca, ritornavano a luglio. Ecco, quindi per quell'attesa del ritorno di papà, dei giovani che erano alla pesca in Francia, si faceva la festa patronale, quindi l'ha rimandata lì, quindi è una festa anche, oltre che religiosa, certamente religiosa, ma anche di famiglia, quindi è una festa molto tenera, al limite commovente.
Come festeggerete quest'anno i Santi Quirico e Giulitta? Ma nella tradizione niente di particolare, ne hanno fatto una che non è tanto festa al parco, che compieva 80 anni, hanno già fatto una festa anche esageratamente grande. Comunque faremo una bella festa perché abbiamo una bella cantoria e attorno alla cantoria si costruisce tanto e tante belle cose. Anche se è una comunità piccola, però conserva questo spirito di familiarità anche nei confronti del parroco. Quello indubbiamente, anche esageratamente. Nelle comunità piccole certo c'è l'ambiente piccolo, ecco, come si usa dire anche così come tradizione, il concetto di famiglia piccola dove non ci sono tante esperienze, però si vanno a far fuori, alla sera si ritorna e si portano le esperienze da fare una piccola ma grande famiglia, con le esperienze fatte fuori. Oggi la Chiesa fa memoria di San Giacomo, festa patronale a Gattorna. La messa solenne delle 20:45 sarà celebrata da Don Paolo Nicora. Seguirà la processione per le vie del paese e la meditazione in piazza Basso. A rientro la benedizione eucaristica, un momento di condivisione sul piazzale della Chiesa. In prossimità della festa di Sant'Anna Rapallo, oggi giornata di vigilia. Al termine della celebrazione eucaristica del pomeriggio ci sarà l'offerta dei fiori alla Santa da parte dei bambini. Domani memoria liturgica di Sant'Anna. Alle 17:30 sarà presente il vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini, che presiederà l'Eucaristia. Al termine della messa verrà benedetto il sagrato, che avrà come denominazione toponomastica Piazzale Sant'Anna. Alle 21 si snoderà dall'antica chiesetta la processione con l'immagine della Santa. Presiederà Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. Durante il percorso si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico realizzato dal Sestiere Cappelletta. L'Associazione Culturale Compagnia Teatrale Senza Pretese di Sestri Levante propone un appuntamento per sabato prossimo 28 luglio. Alle 21 al Teatro Caritas di Via Marana a Chiavari sarà proposta la commedia in dialetto genovese Geve un po' de fantasia. Le offerte raccolte saranno devolute a sostegno di Teleradio Pace. Qual è il titolo e anche la trama della commedia che portate in scena? Geve un po' de fantasia. È una commedia brillante, molto comica, e tratta di una famiglia genovese che parte per le vacanze e ne succedono di tutto e un po'. La prima serata venerdì 27 luglio dove la porterete? A Casarza Ligure, in Piazza Unice per il comune di Casarza, alle ore 21, venerdì 27. Il giorno dopo invece, sabato 28, un appuntamento invece dedicato al volontariato, come mai? Certo, noi facciamo molte commedie per i volontari e di conseguenza la facciamo a Chiavari, al Teatro Caritas, per le Telepace. I Senza Pretese che compagnia è? Che cosa fate? Questa compagnia è nata 24 anni fa, infatti un altro anno faremo le nozze d'argento, e è nata con l'idea di aiutare la nostra parrocchia San Paolo in Pila. E con la nostra presidente Gianna Cipriani ci siamo messi insieme per creare questa compagnia. Abbiamo dato le nostre commedie per tante associazioni di volontariato che facciamo molto volentieri. E, cosa dire, siamo stati nel 2011, ci siamo costituiti associazione culturale, abbiamo accolto tanti giovani che hanno voglia di fare teatro e bambini. Infatti l'ultima rappresentazione è stata Te conto una foa con i ragazzi e i bambini e adesso vogliamo aiutare un po' Telepace che ha tanto bisogno e noi è una grande emittente, noi siamo molto contenti di fare questo, le dico personalmente, io e mio marito non ci perdiamo mai il telegiornale di Telepace. Quindi... Allora il grazie va a tutti voi, quanti siete? Siamo tanti, adesso in questa commedia saremo una decina, però siamo tanti perché quando è l'occasione ci raduniamo e si fa. In occasione della festa di Sant'Anna Breccaneca, domani sera alle 21:15 nella chiesa di Sant'Antonino si terrà un concerto del coro antoniano di Chiavari. All'organo Nadia Solari, direttore padre Costanzo Milesi. Verranno eseguite musiche di Verdi, Morricone, Rota e De Marzi, oltre a brani della tradizione. E la parrocchia di Pontedecimo a Genova, in occasione della festa di San Giacomo, venerdì a partire dalle 17:30 organizza Bicimborgo e Gymkhana, iniziativa rivolta a bambini e ragazzi da 2 a 12 anni. Gli eventi si svolgeranno in
piazza Partigiani. Nel fine settimana precedente alla festa di San Giacomo, titolare della parrocchia di Rupinara a Chiavari, si svolgono nel quartiere chiavarese 3 giornate con la Sagra della Caponada e momenti di intrattenimento sul piazzale. Da 5 anni la festa coincide anche con la presentazione ufficiale della stagione calcistica dell'associazione Rupinaro Sport. Con l'entusiasmo di uno staff giovanile e l'esperienza di un gruppo collaudato è andata in archivio l'edizione numero 27 della Caponada sul piazzale di Rupinaro a Chiavari. Soddisfatti gli organizzatori. Partendo dalla prima serata non ci siamo demoralizzati perché rispetto all'anno scorso forse è venuta un po' meno gente. Devo dire invece che ieri sera e questa sera l'affluenza è stata superiore ed è venuta secondo me molta più gente. Possiamo essere contenti di come è andata e auguriamoci che vada così anche gli anni prossimi. Aspettiamo il trentennale, bisogna prepararsi. Ce l'auguriamo, noi ci proviamo ad andare avanti. La serata conclusiva da 5 anni è l'occasione per presentare l'attività e la squadra dell'associazione Rupinaro Sport. Tante le novità per il 2018-2019 pur mantenendo inalterato lo spirito degli esordi. L'impegno di far sì che ci siano i valori della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto e della lealtà prima di ogni forma di agonismo che può portare su altre strade. Quest'anno abbiamo un nuovo allenatore che si chiama Roberto Coppello, che abbiamo presentato nel corso della serata. Abbiamo 3 acquisti nuovi, quindi pochi acquisti, ma abbiamo promosso diversi giocatori della nostra juniores con la prima squadra, quindi avremo una squadra giovane e siamo pronti a iniziare la stagione. Per il neoallenatore la prima uscita ufficiale è l'approccio con una società giovane ma già ben strutturata. Adesso una società di terza categoria, a parte che la conoscevo, sono molto organizzati, sono bravi ragazzi, giovani. Ma anche tanti giovani. Sì, la cosa che mi fa piacere a me è lavorare con i giovani, perché lavorare sui 35 anni non c'è grande soddisfazione. Sei allenatore e giocatore? Cerchiamo di far tutto, anche perché, come dico, lui è stato il mio primo mister, ho imparato tanto da lui, ho ancora tanto da imparare e sicuramente lui saprà insegnare benissimo. Io spero di saper insegnare come lui. In occasione della festa del mare a Levanto, la notte tra il 25 e il 26 luglio Trenitalia metterà a disposizione 2 treni straordinari. Il primo partirà da Levanto all'1:10 per arrivare a Genova Brignola alle 2:30. Un secondo partirà da Levanto a 00:40 con destinazione Sarzana, dove giungerà all'1:32. È consigliato l'acquisto del biglietto in anticipo per il viaggio di ritorno. Sabato e domenica si svolgerà a Carasco il raduno degli alpini sezione di Genova. Sarà l'occasione per ricordare il centenario della Prima Guerra Mondiale e la nascita di Luigi Casaretto, alpino del battaglione Pieve di Teco, divisione alpina cunense, fondatore del gruppo Alpini di Carasco. Sabato dalle 8 raduno al parco di Via Piani. Nella biblioteca comunale sarà inaugurata una mostra fotografica. La giornata si concluderà alle 21:15 con l'esibizione del coro Voci d'Alpe di Santa Margherita Ligure. Domenica sul piazzale di Via Piani il ricevimento dei partecipanti, quindi la sfilata per le vie del paese, e alle 10:45 la messa sul piazzale e le orazioni ufficiali. Alle 15:30 ci sarà l'esibizione della fanfara alpina della Versilia, il commiato alle 17:50. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Levello, poi tutti gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola tragedia greca, bruciate 74 vite, le fiamme cancellano una cittadina, epicentro Amati in Attica, centinaia di feriti, migliaia di persone evacuate. Accoglienza a gettone, piano dell'Unione Europea, 6.000 euro a persona, ma c'è il no dell'Italia, le perplessità delle associazioni sulla direttiva del Viminale, il piano della Commissione, niente candidati per i campi fuori dall'Unione. E poi a Crotone, profughi sulla spiaggia aiutati dai bagnanti, in barca 56 tra iracheni e siriani. Il reportage di Avvenire, le vite a 38 gradi sotto i caporali, vediamo di che si tratta. Pecore e cipolle, le vite a 38 gradi appese alla piana di Gioia Tauro, 10 ore a 25 euro il giorno. Osman va in bici per risparmiarne 4. L'inchiesta di Avvenire che continua con il caporalato nel Reggino a San Ferdinando, la schiavitù, il nuovo business dei pastori, la beffa dell'indennità di disoccupazione non riconosciuta dall'INPS a chi ha il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
E poi siamo sul secolo XIX, un'apocalisse di fuoco in Grecia, temiamo oltre 100 morti e sotto Di Maio, gara dell'Ilva, via l'iter di annullamento, il PD dice scherza col fuoco. La lettera di Gilda Ferrari, Carige, la BCE respinge le critiche di Malacalza. FCA, oggi Conte al via l'agenda obbligata del nuovo amministratore delegato Manley. E poi sempre dal nostro territorio, iniziativa a Rapallo, a cena con i ragazzi della scuola media, la città secondo i 10 lodi invitati a cena dal sindaco. E poi una notizia che è un po' particolare. Zoagli, pochi portatori, rimpicciolita la statua per la processione, o meglio rimpicciolita la cassa della processione, non tanto la statua. Mancano i portatori, la statua diventa mini, 30 kg, Nostra Signora del Carmine in gesso pesava 1 quintale, si è anche accorciato il percorso, poi l'idea di alleggerirla. Ormai erano rimaste soltanto 8-9 persone, per sollevare la Madonna ormai era impossibile e così l'alleggerimento qualcuno propone già le fedeli come portatrici. Veniamo sempre al nostro territorio, nel Levante, il pronto soccorso parla straniero, un accesso su 10 dall'estero, lavagne e tanti turisti in riviera, anche arabi, russi e cinesi, in diminuzione però i malori da caldo, migliora la prevenzione. E il primario del pronto soccorso dell'ASL 4, Paola Truglio, dice gli anni di campagne informative ora iniziano a dare i loro frutti. E la notizia rimbalzata in mattinata su tutte le agenzie di stampa è stata quella della morte di Marchionne. Vediamo anche sul sito dell'ANSA, addio Marchionne, manager globale, si è spento nella clinica di Zurigo dove era ricoverato da diverse settimane, accanto a lui la compagna e i figli, nato a Chieti 66 anni fa, figlio di un maresciallo dei carabinieri, studi in Canada e poi il domicilio in Svizzera a Torino. Marchionne era stato portato da Umberto Agnelli, borsa piatta dopo l'annuncio della scomparsa dell'ex amministratore delegato di FCA. Vediamo questa foto insieme ad Elkan che dice porteremo avanti i suoi valori. Diversi messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo, tra questo anche quello della Regione Liguria con la scomparsa di Sergio Marchionne, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, se ne va un pezzo dell'Italia che ci piace, fatta di lavoro, sacrificio e merito. Addio ad un grande uomo e un grande italiano, ora solo silenzio e rispetto. Veniamo ora alle notizie sportive. In il calcio, la Serie D, entra nel vivo la preparazione atletica della Lavagnese alla corte di mister Tabiani. Ieri la squadra, giunta al 4° giorno di allenamento, ha ricevuto la visita del presidente Stefano Compagnoni, lo vediamo in questa foto, che ha incitato i ragazzi a disputare un campionato degno di una stagione da centenario. La rosa completa e definitiva verrà resa nota nei prossimi giorni, mentre sono già state ufficializzate le amichevoli che condurranno i bianconeri sino alla prima di campionato fissata per domenica 2 settembre. La prima amichevole sarà sabato prossimo 28 luglio alle 17:30. La pallanuoto femminile, da domani a domenica nella piscina comunale di Rapallo si disputeranno le gare della Final 8 del campionato nazionale Under 19 di pallanuoto femminile. 8 le squadre che scenderanno in vasca: Rapallo Pallanuoto, Pallanuoto Trieste, Rari Nantes Florenzia, Bogliasco 1951, Acqua Chiara, l'Equipe Orizzonte, Velanuoto Ancona e Plebiscito Padova. Al termine delle partite sarà assegnato lo scudetto di categoria. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente della Rapallo Pallanuoto, Enrico Antonucci. Che cosa rappresenta questo evento per Rapallo? Rappresenta un termine di continuità, perché anche l'anno scorso abbiamo ospitato una Final 8 però giovanile Under 15 e nella continuità adesso quest'anno la FIN ci ha concesso la finale Under 18 e quindi noi non solo facciamo della pallanuoto di primo livello con la prima squadra ma anche continuiamo con la squadra giovanile. Per la società Rapallo Pallanuoto i risultati importanti sono stati raggiunti nel corso di quest'anno. Esatto, noi quest'anno siamo arrivati terzi nel campionato nazionale e abbiamo avuto l'accesso in Europa che mancava da 8 anni e in più le Under 17 già si sono qualificate terze al campionato italiano. Adesso tocca alle 19 e poi anche alle 15 a Roma. E quindi tutte le squadre giovanili della Rapallo Pallanuoto hanno avuto l'accesso alla fase finale.
Che cosa vi aspettate da queste finali? Allora, il nostro auspicio di salire sul podio e ben figurare. Poi, se dovesse venire la vittoria o qualcos'altro, sarà sempre ben accetto. Ricordiamo che sono ragazzi giovani e quindi ci possono essere sempre dei fattori di emozione o quant'altro, però la squadra è ben strutturata e arriva alle finali imbattuta e quindi gli auspici sono molto buoni. Da parte della società anche un impegno a sostenere le giovanili oltre che la prima squadra. Esatto, noi questo impegno lo svolgiamo con l'aiuto delle istituzioni come la Federazione Italiana Nuoto e il Comune di Rapallo, che ci sono sempre vicini nell'organizzazione di questi eventi per lo sviluppo della pallanuoto femminile. Bene, allora in bocca al lupo. Allora crepi. Con lo sport si conclude questa edizione del telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.